Massimo, buonasera, grazie. Grazie per questo applauso che riscalda l'ambiente e ci dà la carica giusta per affrontare questa serata. Era iniziata oggi pomeriggio in maniera bellissima con un palco all'esterno davvero straordinario, quindi complimenti al comune che ha deciso di organizzare questa serata. Insomma, c'erano tutte le premesse, un allestimento bellissimo anche per i tavoli, poi purtroppo il tempo non è stato così clemente con noi e quindi abbiamo trovato questa soluzione comunque molto bella, raccolta, però mi dispiace davvero molto perché sappiamo quanto lavoro c'è per organizzare e produrre eventi del genere, quindi un po' ci dispiace, però insomma grazie al comune ha perseverato, ha detto ok, questa selezione di Miss Italia sa da fare e quindi siamo qui a farla. Miss Italia, 79esima edizione di questo concorso che ormai ci fa compagnia, fa parte della storia del costume del nostro paese. Io in ogni serata ho il piacere e l'onore di portarvi i saluti da parte di Patrizia Meridiani, alla quale rivolgerei un applauso, il nostro patron. Io dico sempre scherzando che ci segue anche quando non c'è, ha questa capacità, lei riesce a sapere tutto quello che succede nelle nostre serate, ma questo per noi è sicuramente un grande piacere perché insomma ci divertiamo col pubblico anche questa sera, anche se c'è stata una soluzione così vedo che siete comunque in tanti e questo mi fa molto piacere. Selezione di Miss Italia, elezione di Miss Campodarsego, quindi la ragazza vincerà questo primo titolo importante insieme ovviamente alla seconda classificata Miss Rocchetta Bellezza, la terza Miss Loves Network, poi avremo la quarta classificata e poi Miss Interflora che è la quinta. Tutte e 5 le concorrenti che vinceranno questa sera parteciperanno di diritto alle finali regionali del concorso. Finali regionali sono più di una, legate a quelli che sono i partner e le aziende sponsor di Miss Italia, per concludere poi la sera del 20 agosto in piazza Aurora Isolo con la serata di Miss Veneto. Le ragazze sono prontissime, le abbiamo adattato ovviamente le uscite a quella che è la scenografia e il contesto di questa sera, le vediamo insieme prima con il loro abito, l'abito proprio, quello con il quale hanno deciso di sfilare, e poi le vedremo con il body ufficiale del concorso. L'uscita in body sarà importantissima perché sarà quella che andrà a determinare il voto definitivo della giuria. Ma io direi che siamo pronti per accogliere le prime due concorrenti con l'applauso che si meritano. Eccole qui la concorrente numero 1 e numero 2 che si avvicinano a me.
21, Mari numero 22. State tranquille, facciamo un applauso alle nostre ragazze. È bellissimo perché stiamo costruendo altro che work in progress, stiamo costruendo perché ovviamente, ripeto, dobbiamo adattare quello che era le prove del pomeriggio a quello che è questo teatro, che però è molto bello. Ho citato prima, ringraziando Linda e Anna, alcune aziende partner di Miss Italia, però io ho ringraziato appunto Miluna. Abbiamo citato Equilibra, questi prodotti cosmetici, ma non solo cosmetici, anche integratori naturali, naturalissimi per il nostro corpo, che potete trovare anche nella grande distribuzione con un rapporto di qualità-prezzo davvero straordinario. Lost Network, questa nuova azienda che nasce nella famiglia di Equilibra, è una serie di trucchi, anche questi tutti composti da cose naturalissime, quindi lo dico alle signore che ben conoscono questo tipo di cose, molto più ovviamente di noi uomini magari che non li usiamo, però ecco, Lost Network c'è anche questo. Poi ricordiamo Interflora, questo servizio straordinario che offre Interflora di poter inviare omaggi floreali in ogni parte del mondo per ogni occasione. E poi, l'ho detto prima quando sono appena andato per un goccio d'acqua, ovviamente l'acqua Rocchetta, altro partner storico possiamo definirlo di Miss Italia. Bene, adesso è un momento importantissimo per le ragazze, perché e anche per la giuria, perché lo diciamo, tanto lo sanno le ragazze, lo sanno i giurati di favori, la giuria nella prima uscita ha dato un voto indicativo ma solo per loro, quindi un appunto, si sono segnati un appunto, che servirà invece adesso per mettere il voto definitivo, perché adesso le ragazze si prenderanno il voto che poi servirà ovviamente per andare a decretare la vincitrice. Io come al solito lo dico a Nino Iuliani, lo dico a Mario Bonesi, mi metto nell'angolino perché so che rovino il quadretto, poi c'ho Miss Italia che mi controlla, vedete, e mi dà alle mie spalle tutte le sere. Le andiamo a presentare, andiamo a rivedere sempre in coppia, quindi Alessia concorrente numero 1 e Maia concorrente numero 2, prego.
Elisa, numero 21, Marica, numero 22. Che brave, facciamo un applauso per tutti. Alcune di loro fanno già le modelle, fanno già i primi lavori in questo settore e quindi per loro Miss Italia è un momento di visibilità importante che nessun altro concorso ovviamente può dare. Altre invece partecipano a Miss Italia perché vogliono provare questa esperienza, perché in qualche modo vogliono togliersi la soddisfazione anche loro di sfilare con questo marchio così prestigioso alle spalle, magari un giorno per far vedere queste foto alle loro figlie o alle loro nipoti. Questo è quello che ci raccontano un po' le ragazze nel camerino. Eccoci qua, siamo pronti per il momento più bello e anche più difficile di una serata. Che dite, le facciamo riuscire tutte fuori le nostre concorrenti, le nostre aspiranti al titolo di Miss Campodarsego? Sì, le facciamo uscire tutte quante. Eccole, un applauso per loro, vediamo se dal camerino riescono a liberarsi per venire fuori tutte le ragazze. Ci sono? Ci siamo? E adesso vi hanno fatto ok, e quindi andate con l'applauso per le concorrenti. Eccole, un applauso per loro. Io mi metto qui sotto lo scalino così se i genitori, parenti, amici, Dino Giuliani, Mario Bonesi vogliono fare le loro foto e le loro immagini, io mi metto qui nell'angolino. E ci siamo amici che ci state guardando attraverso, non lo so, i vostri telefonini, i vostri tablet, il vostro computer, a casa magari con il PC davanti. Un saluto da Campodarsego, siamo qui con questa bellissima e straordinaria selezione valida per la 79esima edizione di Miss Italia e loro sono state le grandi protagoniste di questo spettacolo. Salutate la Tiziana e soprattutto salutate il telefonino, perché una volta, quando si diceva salutate, si salutava il pubblico, adesso uno invece dice saluta il telefonino. Questo veramente ci fa capire come sono cambiate le cose. Ma siamo pronti e io prima di andare a premiare vorrei sul palco il sindaco Mirko Patron. Sindaco, ci può raggiungere sul palco? Buonasera. Buonasera a lei innanzitutto. Buonasera. Io lascerei a lei il microfono per un saluto, poi ci vedremo per premiare ovviamente la prima classificata, ma la volevo subito per un saluto ai nostri ospiti che sono qui questa sera. Grazie, innanzitutto buonasera a tutti dalla città di Campodarsego. Mi dispiace naturalmente per il tempo, abbiamo fatto una cosa stupenda per tutti per la piazza, però il tempo non ce l'ha permesso. Speriamo di riuscire a ricordare l'anno prossimo la selezione, anzi è un impegno che noi ci prendiamo come amministrazione e naturalmente ho già chiesto al limite che daremo qualcosa di più se è possibile, non il bilancio questa sera, però l'impegno è che torniamo l'anno prossimo. Voglio ringraziare tutti i dolenti presenti, tutte le persone che ci hanno dato una mano a realizzare questo, ma tutte queste ragazze che naturalmente ci hanno fatto vivere una bella serata e si meritano un applauso. Per noi è stato difficile naturalmente scegliere, però alla fine la scelta dovevamo fare. Speriamo di non deludere nessuno, però l'abbiamo fatto con il cuore e la città di Campodarsego vi aspetta anche per l'anno prossimo. Grazie ancora, buona serata a tutti. Grazie a lei, ci vediamo più tardi. Io sempre devo dire una cosa, che questa sera, l'abbiamo detto all'inizio, le prime 5 classificate andranno tutte alle finali regionali, sono tutte ammesse alle finali regionali. Iniziamo con la quinta classificata e qui chiamerei Fabio Marzaro che consegnerà la quinta classificata a titolo di Miss Interflora. Buonasera. Grazie anche a lei per il lavoro straordinario che avete fatto e perché comunque, come ha detto il sindaco, siamo riusciti a portarlo in questo teatro molto bello che ci ha ospitato. Sì, grazie, io volevo ringraziare voi organizzatori di Miss Italia che avete scelto la città di Campodarsego come location per una selezione provinciale di Miss Italia. Ci dispiace che la serata sia andata così perché sarebbe stata la seconda serata di Vivi la Piazza. Noi abbiamo coniato questo slogan per far vivere la piazza rinnovata di Campodarsego. Ieri sera ci è andata bene, ci siamo divertiti, abbiamo ballato con Radio Company, avevamo in piazza i commercianti del centro, le botteghe del centro e la Pro Loco che ha organizzato una degustazione con il prosciutto veneto e le bollicine della nostra cantina sociale.
come ha detto il sindaco, speriamo che l'anno prossimo ci vada bene e che ci scegliate ancora come location. Grazie. Assolutamente, noi vi ringraziamo per averci contattato e averci dato questa possibilità, e vorrei dire che faremo Vivi la Piazza anche al teatro. Questa sera abbiamo coniato questo nuovo termine. Dobbiamo ringraziare la parrocchia che ci ha dato la possibilità di venire qua come soluzione B. Grazie. Grazie davvero. Bene, a questo punto, quinta classificata, ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Veneto, fascia Miss Interflora, è la concorrente numero 10 Chiara Scanferla di Piove di Sacco. E lei? Giovanna Zandarin. Signora Giovanna premierà la quarta classificata. Si metta con al centro. Quarta classificata, anche lei ammessa alle finali regionali Veneto di Miss Italia, e la concorrente numero 17, Veronica Gallo di Mira. Io prima di premiare la terza seconda prima vorrei ringraziare due amiche che ci sono venute a trovare questa sera, perché come dicevo le selezioni ci vengono a trovare ragazze che magari hanno già acquisito il passaggio alle finali regionali, però vengono a trovarci per esperienza. La cosa ancora più bella è che spesso ci vengono a trovare per fare gruppo con queste ragazze, quindi vorrei ringraziare la numero 13 Alessandra e Federica, la numero 14. Loro sono già, fate un passo avanti, fatemi vedere, loro sono già finaliste regionali, hanno deciso di venire con noi questa sera e quindi facciamo un applauso anche per loro. E rifacciamo il secondo me è una popolare anche un po' la concorrenza. Andiamo a vedere come sono le prossime, capito? Andiamo a questo punto a premiare la terza classificata, con noi Mauro Numa con la fascia di Miss Lost Network. Terza classificata è la concorrente numero 22 Marica Menegazzo di Vigonovo. Marica, dove sei? Seguite le ragazze, è un po' come il moto sincronizzato. Le ragazze sanno già. Eccola qui. Foto. Walter Gallo, vice sindaco. Walter, io cederei il microfono anche a lei per un saluto. Sì, beh, grazie anche da parte mia per aver scelto Capodarsego questa sera, grazie a voi, veramente è stata una bellissima esperienza e come ha detto Mirko noi ci auguriamo che l'anno prossimo possiate tornare, perché faremo sicuramente meglio di questa sera, se il tempo ci aiuta naturalmente. Grazie ancora a tutti. Noi assolutamente torneremo, perché per noi è stata una bellissima serata e avete fatto benissimo, però io vi posso garantire che in pochi minuti, grazie alla vostra collaborazione, ovviamente alla parrocchia, a voi, siamo riusciti comunque a farle in questo splendido teatro, quindi grazie lo stesso. Ma a questo punto andiamo alla seconda, perché queste ragazze sono in trepida attesa, e quindi andiamo a conoscere la seconda classificata che si aggiudica il titolo di Miss Rocchetta. Lei è concorrente numero 11, Anna Craigero di Mestre. Anche lei ovviamente ammessa alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. Grazie. A questo punto sindaco Mirko Patrone arriva con la fascia di Miss Campodarsego e la sua fascia, ovviamente, adesso c'è il momento ufficiale, io la risaluto. C'è la corona anche qui, però. Spero di aver detto nulla di offensivo. Si scherza, facciamo spettacolo, si scherza. Sindaco, io prima di premiare la prima vorrei fare un ringraziamento a tutte le grandi protagoniste di questa serata: Alessia, Maia, Giovanna, Elena, Larissa, Radmila, Martina, Silvia, Soarne, Chiara, Anna, Cristina, Alessandra, e poi ancora Federica, e poi ancora Sofia, Valentina, Veronica, Giuditte, Egle, Alice, Elisa e Marica. Queste sono state le grandi protagoniste di questa selezione qui a Capodarsego. Ovviamente noi adesso prenderemo la prima classificata. Per loro Miss Italia non finisce qui, perché ovviamente dovranno partecipare alle prossime selezioni.
divertite a vederci sul telefonino e tutto il resto, ma noi ci divertiamo, veniteci a trovare. Complimenti, ovviamente complimenti a voi e grazie a voi amici del pubblico che ci seguite con tanto affetto.